Canto numero 274. Luce divina splende di te, il segreto del mattino. Luce di Cristo sei per noi, terza voce di sapienza. Tu per nome tutti chiami alla gioia dell'incontro. Luce feconda ardi in noi, primo dono del risorto. Limpida luce abita in noi, chiaro sole di giustizia. Tu redimi nel profondo ogni ansia di salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo.
Preghiamo. O Dio, che ci dai la gioia di rivivere ogni anno la risurrezione del Signore, fa che mediante la liturgia pasquale che celebriamo nel tempo possiamo giungere alla gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro, insieme a Giovanni, disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare ed entrò con loro nel Tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del Tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. A Lui cantate, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Gloriatevi del suo santo nome. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza. Ricercate sempre il suo volto. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Voi, stirpe di Abramo suo servo, figli di Giacobbe suo eletto, è Lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per 1000 generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Alleluia, 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 alleluia. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, 2 dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono, col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venuti a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè, da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Siamo nei giorni di Pasqua e la liturgia ci riporta a quegli eventi. La prima lettura ci suggerisce una riflessione che forse noi tante volte non ci pensiamo, ma nell'esperienza di Pietro e Giovanni, nell'incontro con questo uomo storpio fin dalla nascita, vediamo che Pietro e Giovanni donano ciò che hanno e
portano con sé. Pietro dice: non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Vorremmo anche noi essere avere questi poteri, ma tante volte non ci pensiamo ai doni che abbiamo ricevuto. E allora mi sembra che questa lettura ci porti ad essere attenti, a saper dare quello che abbiamo ricevuto, una parola, un sostegno, un consiglio, cose che a noi non costano perché le abbiamo ricevute gratis, ma che diventano sostegno, forza per chi è nella difficoltà. La pagina del Vangelo è una pagina conosciuta, anche qui vediamo come si realizza quello che noi celebriamo ogni giorno che veniamo qui, ascoltiamo la parola del Signore e poi riceviamo il corpo del Signore. Ecco, in questo brano del Vangelo di Luca viene espresso proprio questo. In tutte le situazioni in cui ci possiamo venire a trovare, in cui ci allontaniamo dal Signore perché ci sembra che non ci ascolti, ecco la risposta: il Signore si accosta a noi, ci spiega le Scritture, ci fa comprendere i nostri limiti, ci ridona quella speranza di cui abbiamo bisogno e si manifesta e ci dona il suo pane che diventa per noi cibo di vita eterna. Ecco, siamo invitati spesse volte a ritornare al Signore, a portargli le nostre difficoltà, a portargli i nostri dubbi, le nostre sofferenze. E il Signore è lì che ci aspetta per darci una risposta che non viene da noi, ma dalla parola del Signore che ci illumina il cammino. Ecco allora questi giorni di Pasqua vengono a ricordarci che il Signore ci ama, non ci ha abbandonati, ma sostiene sempre il nostro cammino se noi ci fidiamo di Lui. Tante volte noi ci fidiamo più di noi stessi che del Signore e allora ci troviamo a mani vuote e patiamo, ma il Signore rimane lì accanto finché non ci decidiamo di fidarci di Lui. Dio Padre, dopo aver risuscitato il suo servo Gesù, lo ha inviato a portare a ogni uomo la sua benedizione. Con cuore grato e riconoscente per questo grande dono, ora lo preghiamo dicendo: Resta con noi, Signore. Resta con noi, Signore. Signore Gesù, nel tuo nome lo storpio fu guarito da Pietro al Tempio. Dona alla tua Chiesa di impegnarsi a sollevare ogni miseria umana. Preghiamo. Resta con noi, Signore. Signore Gesù, gli Apostoli sono stati strumenti della tua potenza. Dona a coloro che hanno bisogno di aiuto e di guarigione di poter incontrare persone che offrano loro sostegno. Preghiamo. Resta con noi, Signore. Signore Gesù, hai camminato accanto ai 2 discepoli sfiduciati e smarriti. Dona ai tuoi sacerdoti di non scoraggiarsi di fronte alle fatiche e alle difficoltà. Preghiamo. Resta con noi, Signore. Signore Gesù, gli occhi dei 2 discepoli di Emmaus erano incapaci di riconoscerti.
Dona a quanti ancora non ti conoscono di poterti incontrare. Preghiamo. Resta con noi, Signore. Signore Gesù, hai trasformato il cuore deluso e freddo dei 2 discepoli in un cuore ardente. Riscalda il nostro cuore con la tua parola e con l'Eucaristia e rendici tuoi apostoli tra i nostri fratelli. Preghiamo. Resta con noi, Signore. O Signore, che ti fai vicino a chi ti cerca con cuore sincero, resta accanto a noi e dona ai nostri occhi di riconoscerti. Potremo così annunciare con la nostra vita che tu sei il Signore risorto, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Signore, il sacrificio della nostra redenzione e nella tua misericordia opera in noi la salvezza del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e la schiera degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome
nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, il Padre San Francesco, Sant'Antonio, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola. Il canto numero 378. Resta con noi, Signore, alleluia. Tu sei frumento, Signor, degli eletti, tu sei il pane disceso dal cielo. Resta con noi, Signore, alleluia. Tu sei la guida al banchetto del cielo, tu sei il pegno di gloria futura. Resta con noi, Signore, alleluia. Tu sei la luce che illumina il mondo, tu sei ristoro alla nostra stanchezza. Resta con noi, Signore, alleluia. Tu sei il Cristo, sei Figlio di Dio, tu solo hai parole di vita eterna. Resta con noi, Signore, alleluia. Sarem fratelli alla mensa del Padre, saremo un cuore ed un'anima sola.
Resta con noi, Signore. Alleluia. Preghiamo. O Dio nostro Padre, questa partecipazione al mistero pasquale del tuo Figlio ci liberi dai fermenti dell'antico peccato e ci trasformi in nuove creature. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace. Preghiamo. Numero 379. Resta per sempre in mezzo a noi, Signore, tu nostra via, vita e verità. La tua presenza sia nel nostro cuore, fonte di luce, gioia e santità. Che questo giorno sia per noi fecondo d'opere degne della tua bontà, perché la nostra vita sia nel mondo raggio che attesti la tua carità.